Benvenuti a una nuova edizione di Cronache Venete. Iniziamo con un importante avvenimento che risale al giorno sabato 27 ottobre, giornata in cui si è inaugurata la nuova sede della Guardia di Finanza a Portogruarese. La nuova caserma è stata presentata dal sindaco e dal comandante generale alla presenza delle più importanti autorità locali. Vediamo. La nuova sede della Guardia di Finanza è stata inaugurata in via Cimetta di Portogruaro lo scorso sabato. La caserma è stata intitolata al finanziere Lucillo Trentin, che fu insignito di medaglia di bronzo al valor civile l'11 aprile 1915, in seguito al salvataggio di una bambina in rischio di annegamento in un canale. Alla cerimonia hanno partecipato le due figlie del decorato che, emozionate, hanno strappato il velo che copriva la targa dedicata al padre. Numerosa è stata la partecipazione dei cittadini, testimonianza della stima a questa istituzione. Questa è una struttura straordinaria che ci ha richiesto molto impegno, l'abbiamo realizzata con i contributi regionali, però voglio dire è una grande soddisfazione poter vedere assieme questo immobile della Guardia di Finanza che è affiancato a quello della Polizia di Stato e che potrebbe a breve vedere realizzato anche un'altra realtà che è quella della Polizia Municipale e della Polizia Stradale. La caserma è stata ufficialmente occupata dall'agosto 2011 e i lavori sono stati realizzati in circa un anno, con un costo complessivo di 2 milioni di euro. Alla realizzazione del progetto hanno collaborato numerose istituzioni, questo a riconoscimento dell'importanza del territorio insieme alla tutela dei cittadini e imprenditori, dagli illeciti della frode e dalla sicurezza in tutti gli ambiti che interessano la vita economica dei portogruaresi. Certo, questo è un rafforzamento del presidio di legalità nella sicurezza economico-finanziaria di quest'area. Vuole significare un comandante, vuole significare un coordinamento migliore, vuole significare un più stretto controllo da parte nostra nei confronti di quelle attività che possono ledere i cittadini come contribuenti. Mi riferisco all'equità fiscale, ma mi riferisco anche alla sleale concorrenza che noi sappiamo imperversare nei mesi estivi, specie in località litoranee. Quindi è un rafforzamento significativo e di sostanza e non soltanto un mero cambiamento di targhe.